Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta, vi ricordo subito il numero telefonico per intervenire, 049 4906 054. Buon lunedì a tutti quanti e in questo lunedì andiamo a parlare di qualcosa di molto importante, parliamo degli immigrati, cerchiamo di capire quale futuro possono avere nel nostro paese, con quale modalità e come possono diventare cittadini italiani. Ci sono state delle proposte, si parlava dello Ius Soli temperato, adesso è saltata fuori la proposta di concedere la cittadinanza dopo un percorso di studi di almeno 5 anni nel nostro paese. Allora commentiamo tutto con, ho il piacere di avere in studio finalmente, perché mi tocca dire finalmente, Roberto Marcato, assessore della Regione del Veneto, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Ha il piacere di avere in studio con noi Vittorio Ivis, segretario provinciale del Partito Democratico di Padova. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. E adesso ce lo spiega lui perché ha un sottopancia, questo signore non indifferente. È secco ma ha un sottopancia, vi ho messo come contraltare voi due. Michele Fassina, rappresentante dell'Associazione Immigrati ed Extracomunitari Padova, AIE. Chi è AIE? Associazione Immigrati Extracomunitari. Ok, perché poi la gente a casa dice, ma ho visto sta cosa. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. Allora, si parla di concedere la cittadinanza a questi immigrati che compiono questo percorso di studi di almeno 5 anni. Ma com'è la situazione nel nostro paese? Adesso sappiamo che gli immigrati, e questi sono dati che ci sono stati forniti, sono l'8,5% della popolazione. Si parla di 5.225.503 unità di immigrati nel nostro paese, residenti, e Gabrielli, dati di proprio pochi giorni fa, parla addirittura di quasi 2 milioni di irregolari. E allora, una proposta perché? Perché attraverso la scuola, attraverso lo studio, le culture si avvicinano e forse si fa un percorso e si diventa più italiani. Marcato. Guarda, io non ho posizioni preconcettuali su questi temi, nel senso che possiamo discutere di tutto, non esistono norme immodificabili, come non esistono norme che siano giuste per sempre. Il tema vero è il nostro Paese. Cioè, il nostro Paese ha dimostrato negli ultimi anni una fragilità istituzionale, culturale, di sistema davvero preoccupante. Allora, prima bisognerebbe interrogarsi su che tipo di paese siamo e che tipo di paese vorremmo diventare, dopodiché quando tu sei un paese, come dire, forte e ben strutturato, puoi aprire a qualsiasi cosa. Ma in queste condizioni, e l'abbiamo dimostrato, noi abbiamo gestito l'immigrazione sempre con attività emergenziali. Io non ricordo provvedimenti strutturali. Abbiamo accolto centinaia di migliaia di persone, abbandonandole poi alle cooperative sociali che gestivano questi hub demenziali, dove buttavamo là esseri umani senza poi preoccuparsi di quale fine avrebbero fatto. Abbiamo ingrassato, infarcito di milioni di euro persone che prima si occupavano di tutt'altro e non ci siamo preoccupati, ed è la cosa più grave, non ci siamo preoccupati del futuro di queste persone, che sono esseri umani. Cioè io capisco che, come dire, l'esigenza di ognuno di noi anche di colmare un senso di colpa ci porta ad essere accoglienti, ma la serietà ci porterebbe poi a dire ok, io ti accolgo se posso darti anche una dignità, perché se l'accoglienza significa prendere e buttare centinaia di esseri umani nella base di Cona, dove vivono come degli animali, dove sono andate a vedere non so quante commissioni parlamentari a far visita, perché dove ci sono omicidi, spaccio di droga, prostituzione, ragazzi, se questo è il futuro che vogliamo dare a questi esseri umani, per me sembra una follia. Allora, mettiamo prima ordine a quello che siamo noi come paese, dopodiché possiamo discutere di tutto. Ripeto, intanto i ragazzi che sono qua, che sono nati qua, che abbiano o meno la cittadinanza, hanno tutti i diritti che hanno gli italiani, anche per questo non vengono curati, non vanno a scuola, non si possono laureare, insomma, voglio dire. Dopodiché questo è un punto di domanda su cui vogliamo ragionare. Sì, vogliamo ragionare, ma in un contesto, perché noi continuiamo sempre ad aprire senza però piantare dei pali fissi su quella che è la nostra cultura, la nostra storia, il nostro sistema e, ripeto, il sistema di accoglienza
in questi anni, è stato un colabrodo assoluto e ha fatto più male che bene alle persone che scappavano da teatri di guerra o da situazioni economiche disastrose. Perché non siamo stati in grado di fare selezione, non siamo stati in grado di fare niente. Perché chi parla però senza sapere... tanto. Sì, abbiamo pagato tanto. Sì, 3-4 miliardi all'anno. L'accoglienza ci è costata molto. 3-4 miliardi all'anno, 3 anni di accoglienza sono la finanziaria. Ma chi ha gestito male l'accoglienza deve stare E in chi galera, parla e in chi dice prigione. questo non è vero, poteva venire con me o qualcun altro a visitare gli hub Cona e Conetta, a vedere se quelli erano situazioni dignitose per esseri umani. E questa era l'accoglienza a cui noi siamo stati abituati. Allora, se volete intervenire 049 49 06 054, tra l'altro oggi riflettevo, noi andiamo in onda anche in tutto il Trentino Alto Adige, e nel Veneto ci state vedendo, e in Friuli Venezia Giulia, quindi un abbraccio in particolar modo alla città di Trieste, lo vogliamo dare visto i fatti che sono accaduti. Se volete chiamarci, insomma raccontarci anche qualche sentimento, qualcosa, qualche emozione che provate, siamo qua a disposizione. Allora senta Vittorio Ivis, cercare di fare integrazione, cioè di accogliere gli immigrati e di dargli una cittadinanza con questo percorso di studio, alla luce anche dei fatti molto interessanti. Il problema principale è anche che gli immigrati nel nostro paese hanno una grandissima dispersione scolastica, un grandissimo abbandono della scuola. Abbiamo un abbandono nazionale del 14%, l'obiettivo europeo nell'anno prossimo sarà il 10%, gli immigrati, i ragazzi stranieri lasciano nel 33,1% dei casi la scuola. Quindi stiamo parlando anche di un percorso molto delicato. Questo senz'altro. Io credo che questi dati comunque abbiano a che vedere anche con una condizione che oggettivamente chi è extracomunitario probabilmente respira come tale vivendo nel nostro paese, che è di solito una condizione un po' di disagio, molto spesso anche di emarginazione, e devo dire non credo che la politica su questo, soprattutto negli ultimi anni, al di là ovviamente dei fenomeni migratori che sono cose globali, ecco, molto più grandi di noi, anche se noi non possiamo fare a meno di occuparcene, ma in qualche modo la politica non abbia aiutato, ecco, queste persone a sentirsi più a loro agio. E quindi a maggior ragione per questo io credo che lo Ius Culturae possa essere un tentativo di risposta, perché stabilisce anche, come dire, dei paletti, e penso che in qualche modo sia anche una risposta strutturale alla quale prima faceva riferimento l'assessore, cioè è importante secondo me per chi arriva nel nostro paese, per chi inizia a crescere, a costruire la sua formazione, il suo futuro nel nostro paese, sapere che c'è un punto d'arrivo per sentirsi pienamente parte di questo paese, perché avere la cittadinanza è pur vero che molti hanno già tutti i servizi, ma è una questione di dignità. Nel momento in cui uno si sente italiano, nel momento in cui uno rispecchia anche dei criteri che lo Stato gli chiede, insomma, per vedergli riconosciuta la cittadinanza, è giusto che gli venga, insomma, concesso questo diritto. Senta, allora, vi ricordo sempre il numero di telefono 049 49 06 054. Gli studenti stranieri nel nostro paese sono cresciuti in maniera esponenziale. Negli anni 80, pensate, erano lo 0,06% del totale. Negli anni 90, in maniera particolare a metà degli anni 90, erano 59.000, lo 0,7%. Oggi 2019 sono 842.000, cioè il 9,7% del totale. È tanto, è parecchio. Allora Michele Fassina, con la sua associazione, chiaramente lei non può altro che abbracciare l'idea di concedere la cittadinanza a qualcuno che si impegna e studia nel nostro paese, con tutte le regole e insomma, tutte le indicazioni che vengono poi date, come diceva anche l'assessore Marcato. Ma io condivido pienamente l'analisi che ha fatto l'assessore, chi mi ha preceduto, ma la questione importante oggi, per parlare, come dire, più alla testa della gente che non alla pancia, è capire di che cosa abbiamo bisogno come sistema paese, come si diceva prima, e qual è un progetto, come dire, di accoglienza rispetto a un processo di invecchiamento della popolazione che è sotto gli occhi di tutti. Noi non possiamo sicuramente, dico noi perché sono anche cittadino italiano. E lei è per metà cittadino italiano, sì, anzi è cittadino italiano? Di padre italiano che è emigrato con la guerra in Eritrea, quindi con
quel processo lì poi si è fermato, ha incontrato una compagna eritrea e poi dopo il colpo di Stato nel 72 con Haile Selassie siamo rientrati come profughi. Quindi io ho questa doppia esperienza, per cui vi dico, attualmente ho un figlio che è emigrato in Australia, quindi so quali sono i meccanismi perché li ho visti dall'88 con la prima legge Martelli, la regolarizzazione. Credo che la città di Padova ha un primato nel suo, come dire, anche sicuramente da parte delle istituzioni, la giunta di Giarretta a suo tempo abbiamo gestito l'emergenza, come si diceva prima, la prima necessità che erano l'accoglienza. Ma poi come comunità dei migranti ci siamo fatti carico anche di partecipare, quindi abbiamo fatto una proposta. Padova è stata una delle città che per prima ha avuto la consulta dei migranti in giunta, è la prima città che insieme ad altre si è data una struttura anche da un punto di vista partecipativo. Ogni commissione composta appunto da migranti faceva parte della singola struttura. Quindi lei dice è un successo, un'integrazione che noi anche l'abbiamo sempre spinto, voluto, perché è un processo che va governato, si diceva appunto. Va governato, sa cosa? Ma mi appiglio il fatto che suo figlio è andato in Australia. Per entrarci ammazza che giri appunto, no? Perché poi c'ho la telefonata da casa, no? Perché mentre si parlavano di che paese voglio costruire, che paletti voglio mettere, come voglio indirizzare il mio paese anche sull'accoglienza, e lei mi cita anche l'Australia, siamo proprio in una situazione proprio opposta. Pronto? Buongiorno, buon lunedì. Buongiorno. Buongiorno. Lo dice a me. Posso fare un rimprovero marcato? Mamma mia. È qua, vada, lo rimproveri. Allora, sul giornale di oggi, il giornale dice: paghiamo noi 81 milioni per i debiti dell'unità. Io spero che lui porti questo discorso al Salvini, in modo che invece di sbraitare sempre su queste cose, denunci queste cose e denunci anche il Conte, che praticamente prima non faceva niente, frenava quando era il governo 1, adesso fa tutto lui. Quello che diceva Salvini, che voleva tutti i poteri, adesso tutti i poteri l'ha preso Conte. Un'altra cosa, immigrati, sì, accettiamo gli immigrati, però la prima cosa da fare 6 mesi di naia, così imparano a stare al mondo. Grazie, grazie che ci ha chiamato da Udine. Fatto il nostro ascoltatore. Ecco. Io ho 2 zii da parte di mamma che hanno fatto i Blokbash con il servizio militare per gli italiani. Ma quello ci vorrebbe secondo me un po' Quindi, per tutti, 3-4 mesetti, non ci deve fatti bene, ci vorrebbero. Niente. Allora, noi torniamo dopo la pubblicità. 049 49 06 054 e l'Italia e la Fiat, tutti i soldi che abbiamo sovvenzionato, e tutto su queste spalle nostre. Il mercato le tiene meglio perché ha delle spalle grosse, e faccio dare una risposta dopo. Eccoci qui, siamo ritornati con la diretta. Stavamo dicendo, ma quale rimprovero? Forse gli stava dicendo di fare il piccione viaggiatore, di portare l'informazione a Salvini. Devo prendere la telefonata e poi dopo le do la parola. Sa che il telespettatore è sacro ad Antenna 3. E come no? Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy e lei suoi ospiti. Buongiorno Giusy, ci dica. Allora, Marcato e altri signori che non mi ricordo il nome, mi sapete dire da dove arrivano questi barchini che muoiono più di 3/4? Perché attraversano il Mediterraneo e poi li accompagnano qui vicino alle nostre isole, venendo dalla Libia, dalla Tunisia, dall'Algeria, dal Marocco, ma perché in Spagna non vanno, ma perché li sparano dietro. E allora, come fanno a attraversare il Mediterraneo con un barchino? Ci sono le navi che li portano qui vicino a noi, è questo il discorso. Arrivano tutti i giorni e vedi anche oggi ne sono morti non so quanti,
ma con un barchino attraversano il mare. Ma da quando in qua? Che anche ma con la nave, ma quando il mare è mosso ti sembra di andare a fondo. E loro con un piccolo barchino attraversano normalmente. Qui c'è un imbroglio perché non arrivano da quei paesi dell'Africa. Hai capito sicuramente? Allora, Questo Giusy, voglio dire. Ti grazie, ringrazio. grazie per il suo punto di vista. Allora, le dico subito che nei primi mesi del 2019 sono arrivati dalla Tunisia 858 persone, dal Pakistan 620, dalla Costa d'Avorio 421 persone, dall'Algeria 339 e dall'Iraq 310. Sono partiti alcuni dalla Libia, molti sono arrivati, come sapete, quasi il 90% con i barchini fantasma che però vengono scortati in mare aperto dalle grandi navi. Allora, il rimprovero è sugli 81 milioni di euro per l'unità, diceva, io lo dirò a Salvini, anche quello No, ma lo sa bene perché insomma è un tema che abbiamo già trattato molte volte, non si è capito per quale motivo siano stati spesi questi soldi, perché non è successo per situazioni analoghe, ma sappiamo che quando c'è qualcosa che riguarda la sinistra si ha sempre un po' un'attenzione un po' particolare. Ecco, poi un'altra cosa, questa signora dice ma come arrivano, da dove arrivano, io ho cercato insomma di spiegare, il problema non è da dove arrivano, è perché arrivano, cosa si aspettano poi nel nostro paese, aspettano di diventare italiani, si aspettano di essere riconosciuti come profughi. Immaginare di fermare le migrazioni è una stupidaggine, una follia, nel senso che ci sono sempre state e sempre ci saranno. Il tema è come le gestisci, perché immaginare che nessuno parta da situazioni di disagio o addirittura di pericolo come in qualche paese, per la verità però dalla Tunisia, la minoranza quasi 1000 persone, c'è la famosa guerra di Tunisia, il 95% delle persone che arrivano in Italia non sono profughi. E addirittura 3 anni fa la prefettura di Padova, che non è sicuramente, come dire, l'avamposto leghista nel suo territorio, lei ha fatto i calcoli ed è il 3%, che poi è diventato anche un simbolo, era il 3% che aveva diritto di chiedere l'asilo politico. 3%. Il 97% sono migranti economici, che non sto dicendo che legittimamente non possono partire dal proprio paese per cercare fortuna, è che questi qua devono partire secondo procedimenti standard previsti e possono arrivare se qui possono trovare un futuro, e lo si può trovare solo se hai una casa e un lavoro, punto. Perché arrivare qua e ingrossare le fila dei disperati, abbiamo già noi milioni di poveri italiani, cioè, non serve soltargliene, perché per arrivare qua e assoldare al gruppo dei poveri anche forze straniere mi appare una follia. O tu sai garantire a queste persone una dignità, perché altrimenti diventa ipocrisia, a me l'ipocrisia fa schifo. È importante che li portiamo qua, dopodiché che fine fanno questi non me ne frega niente a nessuno, perché delle migliaia che sono passati per Cona e Bagnoli, dove sono finiti sta gente? Non lo sa nessuno. Io vorrei chiedere a chi a me viene a dare lezioni di immigrazione. Te ne porti qua il nome e cognome delle centinaia di migliaia di persone sono arrivate qua e te mi dici per cortesia dove sono finite oggi. Una a casa di non Feltri, lo sa nessuno. Abbiamo visto che una a casa di Feltri, faceva anche la sì, ma 1, 2, 3, 5, 10 lo sappiamo tutti, per carità, anche la storia sua è una storia fortunata, ma la stragrande maggioranza delle storie che riguardano questi disgraziati sono storie sfortunate. La mia questa idea qua non mi piace. Non le piace. Lei dice vorrei che ci fosse un match, cioè una possibilità, tu parti perché c'hai un datore di lavoro e chi sta pronto neanche a vedere che sia reale. Elemento, perché se noi partissimo culturalmente da questo punto fisso, tutta l'organizzazione dell'accoglienza sarebbe diversa. E invece noi, siccome siamo un paese cattolico, perché qua abbiamo il Papa, e di sinistra e particolarmente ipocrita, l'importante è che arrivino tutti. No, devono arrivare se puoi dar loro la dignità, se no vanno bloccati e rimandati a casa. Prendo la telefonata da casa, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Valentina, io di Pordenone. Buongiorno Valentina. Volevo dire una cosa, signor Mercato, no? Guardi, che mi ricordo ancora della sua battaglia per i crocefissi, e per i bambini lasciati per strada, così mi ricordo ancora. Però non è cambiato niente, non è cambiato, no, anzi loro sono più liberi, più tranquilli dei nostri. I bulli ci sono loro, non noi italiani, i bulli sono loro. E come mai che hanno preso che strada hanno preso?
la libertà, per la libertà, ma chi gliel'ha data? E vorrei anche sapere se ci sono delle regole o se ci sono dei doveri o dei principi naturalmente morali e come si dice anche cristiani, insomma, diciamo, perché vedo che anche lui ha fatto una bella discussione per la volta della pasta asciutta, però siamo ancora a livello di così. Allora, signora Valentina, lei che ci chiamava poi, le dice vorrei che ci fossero delle regole, dei doveri, dei principi ai quali tutti fossero accomunati. Sempre loro. Ok, allora signora Valentina, io la ringrazio davvero molto per il suo punto di vista. 049 4906 054. Allora, il problema qual è? Il problema è sempre questa integrazione. Stiamo tornando al concetto che attraverso la cultura, attraverso la scuola avviene l'integrazione, giusto? Posso solo dare un piccolissimo punto, poi non voglio rubare tempo al collega. Secondo la Caritas, 2 delle città in Italia che avevano la più alta capacità di integrazione erano Verona e Treviso ed erano governate una da Gentilini, che non è proprio passato alla storia come l'uomo più moderato e accogliente del mondo, e l'altra Flavio Tosi, tra l'altro è stato anche denunciato per tutta una serie di cose che riguardavano l'immigrazione. E guarda caso erano, secondo la Caritas, che non è proprio leghista, queste 2 erano 2 città esempio. Ma l'elemento che identificava queste 2 città era il rispetto delle regole, cioè io faccio integrazione se mettiamo delle regole, se c'è il lavoro, e siamo sempre là, perché il tema del razzismo, che può riguardare qualche idiota, perché se uno discrimina per il colore della pelle, per la religione, per le idee politiche, è un idiota, quindi insomma viene relegato a una questione di idiozia. Il tema del razzismo non c'è, gli italiani non sono razzisti e i veneti non sono razzisti, anzi noi siamo fra i paesi più accoglienti al mondo, forse anche troppo, ma va fatto con le regole. Ha ragione la signora. Allora, con le regole, Vittorio Ivis, allora la scuola può aiutare, potrebbe essere questo un cardine, però poi abbiamo sentito che i dirimpettai vostri, quindi il Movimento 5 Stelle, nella voce del Ministro degli Esteri Di Maio, ha detto sì, però non è un'emergenza. Ministro degli Esteri. Ma allora, io credo che la scuola più che regole, o meglio, prima delle regole, favorisca l'integrazione, che è una cosa diversa. All'interno della scuola ci sta anche lo trasmettere un sistema di regole e quindi, come dire, di comportamento, tra virgolette, però prima di tutto si costruiscono dei rapporti, si socializza, si, come dire, condivide. Io per esempio non sono dell'idea che la questione, diciamo, dell'integrazione passi esclusivamente per la definizione di un plafond rigido, diciamo, di, come dire, comandamenti che vanno rispettati. Cioè, l'integrazione è qualcosa di diverso, è quello di, per esempio, il tema di riuscire a far coesistere in maniera abbastanza armonizzata, abbastanza in sintonia, culture diverse, perché non è che chi viene qui e diventa italiano dimenticherà completamente magari quelli che sono i valori che tra l'altro non necessariamente devono essere in conflitto con i nostri, che gli hanno trasmesso i genitori che magari erano nati e provenivano da altrove. Cioè, voglio dire, non è che l'Italia sia il paese perfetto e tutto quello che arriva da fuori necessariamente deve invadere, violare e mettere in pericolo. Cioè, credo anzi che proprio il nostro paese, nelle sue grandi diversità, ed essendo tra l'altro un paese che, voglio dire, non è nato dalla rivoluzione francese o da un grande conflitto armato, ma è nato da un patto tra Garibaldi e il re che ha unito 2 pezzi di paese, e quindi dove la diplomazia l'ha fatta di più del valore e della cultura. Ecco, allora, siccome noi siamo il paese delle diversità, e forse questo è stato la nostra prova nella storia più abile, cioè quello di riuscire a tenerle tutte insieme. È chiaro che oggi questi grandi fenomeni, abbiamo detto tutti qui dentro che, come dire, sono al di sopra di noi, e diceva addirittura l'assessore che insomma pensare di bloccarli è un po' come mettere le mani davanti a un'onda. Ci provano molto, perché sono un evento, insomma, che rimarrà nella storia, però io sono convinto che l'Italia ha gli strumenti, sia a livello culturale che anche, insomma, politico, se vuole, per riuscire a superare questa fase e riuscire anche ad arrivare più preparati agli altri. Però serve veramente che adesso l'Italia faccia un passo in avanti. Lo ius, che sia culture, che sia soli, che sia temperato, stemperato, caldo, latte, tè, tisana, sappia io,
Sono 15 anni che va avanti e indietro per queste benedette 2 Camere. Allora, noi una soluzione l'abbiamo trovata anche dicendo aboliamo una Camera, così magari è una volta buona che si approva una volta sola, non solo questo ma anche le altre leggi. Però arriviamo al termine di una cosa una volta per tutte, perché se altrimenti poniamo i problemi senza mai guardare una soluzione. Visto che lui è un autorevole esponente del PD, non è mia, l'ultimo dei militanti, una cosa. Se questo è un tema che vi sta così a cuore ed è così viscerale nella vostra agenda politica, perché dal 2011 all'altro ieri non avete trovato il tempo di farlo? Nel 2011 ricordo che c'era un governo tecnico dove tra l'altro c'era dentro anche un pezzo importante del centrodestra, quindi la Lega non c'è mai stata. Ma dico, dal 2011 voi eravate comunque, sostenevate il governo. Sì, certo, ma dico, per me, allora, per noi i porti chiusi erano una priorità. L'abbiamo fatto, cioè, giusto o non giusto, l'abbiamo fatto. Uno dice, non dando risposte strutturali, l'avete fatto con un braccio di ferro che ha prodotto sulle modalità possiamo discutere, ma l'abbiamo detto e l'abbiamo fatto. Dico, per voi è una cosa, almeno cos'è trasmissione, incontro pubblico, dove il PD mi dica è lo ius soli, è vera. Ma no, se è così importante, perché ha avuto 8 anni, in 8 anni non si può fare. Perché c'è sempre un elettorato al quale bisogna rispondere. Io ho una telefonata da casa, poi dopo facciamo questo, uno dei misteri di Fatima è diventato... No, io non credo, ma 8 anni rispondo volentieri. L'andremo a lei, sarà una delle rivelazioni dei segreti di Fatima, adesso lo faccio dare. Prendo la telefonata a casa, pronto, buongiorno. 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 Posso parlare? Certo. Dunque, volevo chiedere al signor Marcato, che sta ancora chiacchierando, che lo sto seguendo, per cortesia, se mi spiega bene per cosa dobbiamo dare il diritto di cittadinanza a degli stranieri che dopo che studiano 5 anni, io sono stata in Svizzera tantissimi anni fa come emigrante, non è che te lo danno così come stiamo giocando noi col nostro Parlamento. E se mi spiega bene perché hanno tirato fuori questa storia e come si fa a dare in 5 anni un diritto di cittadinanza. Se me lo spiega bene a chiare lettere, sono una signora da tanti anni che segue la politica per motivi di famiglia. Grazie e buona giornata. Grazie signora. Allora io vi dico che la si proposta, io forse sono leggermente contrario, per cui l'esperto se il collega del PD. Allora io vi dico io chiedo ai cari ragazzi della regia, sicuramente siamo fuori, dobbiamo andare in pubblicità, giusto? Sì, la risposta è stata sì. Allora, dopo la pubblicità diamo una spiegazione a questo mistero misterioso che negli anni è cresciuto tipo come la pallina di neve che cade dalla vetta, poi diventa una palla sempre più grande. Torniamo dopo la pubblicità. Reggiana. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta 049 4906 054. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Non vi vedo ancora in televisione però. Ecco, noi siamo qui, eccoci. Vi vedo. Allora, volevo chiedere intanto a quel signore che è alla sua sinistra, quello lì in blu e azzurro, Ivis. se è mai stato a lavorare, pronto? Sì. Se è mai stato a lavorare nei paesi arabi. No, ha detto no. No, allora dovrebbe andare a lavorare, non in vacanza nei paesi arabi. Io ho lavorato in tutto il Maghreb nei paesi arabi. Quando lui parla di integrazione, allora non può dire integrazione se non ha vissuto con... Non in Arabia. Signore? Sì. Allora lei dice, lei ha lavorato nei paesi arabi e cosa le è capitato? È capitato che quando parlano di integrazione questi signori qua del PD non hanno capito niente, perché io che ho lavorato e sono stato a contatto con quella... Intanto quando io andavo là dovevo avere il passaporto in regola e il visto, altrimenti non entravo. Secondo, se avevo una catenina col crocifisso la dovevo lasciare a casa. E questi parlano di integrazione con questa gente. Vadino lì a lavorare, non vacanza negli alberghi, vadano a lavorare e siano a contatto con quella gente, poi tornano qua e cominciano a parlare di integrazione. Ok,
Grazie per il suo punto di vista. Allora, intanto avanziamo una risposta, poi passiamo a Michele Fassina. Se andava a lavorare comunque vuol dire che qualcuno lo pagava. Perché dice, avevo il visto, avevo il passaporto in regola, dovevo togliere il mio simbolo religioso, il crocefisso, perché se no manco per fuori non uscivo per nulla da casa. Però ritorniamo al grande mistero che stiamo cercando di capire. Allora, voi, dice Marcato, avete avuto insomma parecchio tempo per fare approvare lo Ius Soli, Ius Cultura, Ius Soli Temperato, chiamiamolo come lo vogliamo. Allora, questa è, diciamo, la solita battuta che però vale per tutte le parti, perché in realtà negli ultimi 30 anni, da che io ho memoria, il centrodestra e il centrosinistra si sono piuttosto alternati alla guida di questo paese, anche a volte, gli ultimi 8 potrebbero essere gli ultimi 10, gli ultimi 15, gli ultimi 20, cioè ognuno prende le misure a spanne secondo i desiderati. Potremmo anche parlare degli ultimi 2 anni, per esempio. Però ecco, io penso che l'unico governo nel quale c'è l'unica legislatura, più che governo, nel quale c'è stata la possibilità di fare di più e purtroppo non si è fatto, è stata la scorsa. Ed è stata anche l'unica però nella quale un testo è arrivato ad essere approvato in una delle 2 Camere. Quindi l'impegno, perché? Perché avevamo un paese in crisi che abbiamo preso con il meno e abbiamo portato al più, per esempio. Cioè, voglio dire, non è che la storiella del perché non avete fatto quello, allora scusa, e tutte le altre cose che sono fatte invece non dovevamo farle. Il tema di oggi è penso che però al posto io penso che altre cose, proprio perché riconosco la delicatezza di questo argomento, bisogna porsi anche una questione seria. C'è una deputata che si chiama Polverini, che non è esattamente, diciamo, del Partito Democratico, che 4 giorni fa, se non ricordo male, in dissenso con il suo gruppo parlamentare, che è Forza Italia, è stata anche presidente di una regione per Forza Italia, quindi che governava insieme alla Lega, se non ricordo male, quindi ha anche lei una certa autorevolezza, ha scelto di dimettersi dal gruppo parlamentare proprio perché vuole trovare una conciliazione, vuole trovare un punto d'approdo per una legge che parli, lei suggerisce lo Ius Cultura, ma insomma sul tema del dare come dire, riconoscimento dei diritti a queste persone. Allora, questo secondo me è uno degli argomenti per i quali non si è ancora fatto, perché essendo così viscerale anche in quest'epoca l'argomento, non può essere solo una battaglia politica di una parte contro un'altra parte, dovrebbe essere una cosa sulla quale se serve un anno ci prendiamo un anno, però poi a prescindere dal governo, a prescindere dal colore politico, a prescindere dal vento che tira e che soffia sulla pancia della gente, riconosciamo dei diritti. In 8 anni un tema così importante per il Partito Democratico. Se mi fai queste domande allora metto a dirti, ma scusa, cosa ti hanno fatto i bambini? Per quale ragione non dobbiamo dare? Cosa hanno fatto a te che non ti hai dato le sculture prima? Perché, cosa hanno fatto a te? No, scusate, cosa hanno fatto a te che non gliel'hai dato? Mi sono sempre schierato dalla parte. Ma perché non gliel'hai dato se avevi la possibilità e la volontà di darglielo? In 8 anni. Cosa hanno fatto i bambini? Poveretti, niente. Non te l'ho dato, però. Pur dicendo, ma come dico no. Ti dici sì, io devo o non io devo. Fantastico. Quindi li prendi anche in giro sti bambini. Vabbè, bambino, non c'è un bambino, ma c'è una telefonata e poi sentiamo Fassina. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Graziella da Mestre e appunto, prima di tutto, è giusto che no, assolutamente. No. Dopo, un'altra cosa, io vengo proprio da Mestre, dove in queste settimane qua c'è una scuola di elementari che vogliono introdurre la carne, tutte queste. Giustamente, per fortuna che abbiamo la donna Zan che è anche marcato che è interessata di questa cosa qua, e se anche si comincia a integrarsi con il nostro mangiare, contanto chissà che la carne macellare in una maniera che altre. Sa cosa che hanno risposto cosa di Bangladesh? Si dice più come si dice, ospiti, si dice proprio fa parte proprio del quartiere di Mestre. Cioè dice da ospiti a padroni. Piuttosto che si intromette in che maniera a volte prende in mano queste situazioni. Assolutamente si deve resistere su queste cose, se no addio Italia, addio le sue strutture, le sue culture, tutto quanto, e anche i ragazzi quando che vogliono la cittadinanza devono avere una cultura ma molto
sono 2 paesi dove io ho ospitato, motelli latanti italiani, è successo. Allora, gentile signora che ci chiama da Mestre, intanto la ringrazio per averci ricordato anche questo episodio che un po' fa seguito anche alla storia del tortellino col pollo piuttosto che della non ne hanno nessuna colpa, è proprio i grandi che... I bambini non hanno colpa. Signora, io la ringrazio davvero molto. 049 490 0605. Grazie. Allora, Michele Fassina capisce che poi dopo il problema qual è? Il problema è noi adulti, i bambini non hanno fatto niente, non hanno nessuna colpa, anzi figuriamoci da nessuna delle due parti. Ma il problema sussiste quando poi succedono episodi come abbiamo sentito a Mestre, questa carne all'al che doveva essere macinata in questo modo. Poi a Bologna col tortellino, che l'hanno chiamato il pollino perché hanno dovuto togliere anche il nome. Si nascono poi le polemiche attorno a queste cose. Ma di chi è la colpa? Siamo noi giornalisti che apriamo questo valzer della polemica, o davvero, come dice la signora, siete ospiti o comunque siete sul nostro territorio, non siete padroni, dovete adattarvi voi alle nostre culture? Ma assolutamente, no, un attimo, assolutamente sì che siamo ospiti, ma come tutte le culture non sono solo patrimonio, come dire, personale, ma è retaggio. Voglio sfidare chiunque in Italia a lasciare il maiale, il prosciutto di Parma, piuttosto che il vino. Anche se sappiamo che sono, da un punto di vista scientifico, sconsigliati nella dieta di qualsiasi dietologo, sia per la questione dell'alcol, sia per la questione degli insaccati. Per cui io ho avuto e ho un figlio celiaco, la prima cosa che ho potuto fare è quella di accertarmi che non ci fossero contaminazioni, e lo hanno fatto tranquillamente, siamo riusciti anche con errori, purtroppo ci sono state delle situazioni anche in cui per errore, per cui non è che uno a prescindere, è come qualsiasi bambino oggi gli si offre la verdura, non l'accetta perché culturalmente siamo un paese, come dire, di abbondanza, fatto di una, come dire, dieta a base di carne. Lei dice che ritiene che sia giusto che se in quella famiglia viene osservato un certo tipo di dieta, di alimentazione, la richiesta possa ricadere poi sull'istituzione. Ma certo, basta solo vedere il mercato, oggi il biologico piuttosto che il vegetariano o il vegano sta diventando uno stile di vita, di cultura, per cui voglio dire, che cosa c'è di strano se una persona non mangia il maiale? Credo che sia... Però lei vuole proprio la carne, secondo la pratica, allora, ad esempio all'aria. Allora, se andiamo con gli animalisti, diciamo che i peggiori lager sono per gli allevamenti intensivi e come vengono poi ammazzati, e l'abbiamo visto, ci sono stati anche delle inchieste importanti. Per cui il fatto che sgozzare l'animale non è un fatto solo religioso. La religione ha preso in prestito alcuni elementi importanti di igiene, che era quella di non far fermentare il sangue all'interno, per cui veniva sgozzato, messo in verticale in modo che si pulisse. Oggi è vietato anche dalle pratiche europee, ti chiedono di non fare questa pratica, tecnicamente c'è ma questo però noi lo abbiamo accettato, non ha nulla a che vedere. Noi in Eritrea, per conservare la carne, siccome è un paese caldo, non si utilizza il frigo perché non c'è corrente in tutti i posti, ma viene fatta essiccare la carne e quindi è un modo per conservare la carne. Quindi credo che il retaggio culturale non sia un'imposizione di una cultura ma dice, come ho fatto la richiesta per mio figlio che era celiaco, posso fare una richiesta in particolare perché c'è un'allergia? Questo non significa che io imponga la dieta agli altri. Prendo la telefonata, questo è un argomento abbastanza spinoso, è molto difficile. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottoressa e buongiorno ai suoi gentili ospiti. Vorrei dare così, come la penso io, che sono prima di tutto una donna anziana, una vedova, e
ammetto che io per sposare mio marito, che era un militare, non dovevo essere comunista e 7 generazioni di fedina penale pulita. Io mi chiedo come mai questo Stato italiano meraviglioso permette che venga qui tanta gente senza documenti. Chiedete al popolo anziano come noi come siamo vissuti dopo la guerra, con tanta fame, con dignità. Allora vorrei gentilmente poter parlare col signore del PD. Siete andati su col 5 Stelle perché purtroppo la Lega... Allora io dico, era l'unica roba da fare adesso dare la cittadinanza ai ragazzi che studiano. Quando i nostri immigrati andavano in America, andavano per lavorare e non c'era tutta questa passione, pian piano le cose. Vi siete chiesti se il popolo italiano che vi paga è contento di questo? Il signore, il ministro della scuola, le varie crocifissi, erano le cose più importanti o guardate il popolo che sta patendo la fame? Ma è una cosa che non riesco a capire. Allora, se facciamo un riassunto della sua telefonata, lei si sta chiedendo quali sono davvero le cose importanti. Non sono né i crocifissi in questo momento né lo Ius Soli, ma sono altre le risposte da dare agli italiani, alla sterilizzazione dell'IVA, il cuneo fiscale adesso 3%. E queste sono le risposte italiane e non magari queste, però insomma anche di questo bisogna parlare. No, ma la signora ha ragione, nel senso che poi noi qui ci concentriamo su un argomento, ma voglio dire, c'è tutto il resto fuori e non è che il governo non se ne stia occupando, anzi direi che proprio in questi giorni con la previsione della manovra e della finanziaria, che tra l'altro sarà una finanziaria lacrime e sangue purtroppo per quello che troviamo, però si inizierà a vedere anche qualche segnale che va proprio nella direzione di sostenere e aiutare le fasce più deboli in maniera concreta, nell'economia reale la chiamerei. Mi dice, questi sono argomenti, nel paniere si è infilato anche questo argomento, ma stiamo procedendo con tutto quanto il resto. Beh, senz'altro, assolutamente. Ecco, noi invece procediamo col nostro paniere, la pubblicità, torniamo subito dopo. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo da Treviso, mi chiamo Giancarla. Volevo rivolgermi al signore del PD, mi pare che si chiami Fassina. Oggi ho richiesto anche lei del PD, il signor Vittorio Ivis. Ah, ecco. La signora di prima ha fatto la domanda e chiedeva perché dobbiamo dare la cittadinanza a queste persone che vengono senza documenti e se sanno se il popolo italiano è contento o no, il popolo che vi paga. E mi pare che il signore bofonchiasse fra sé e sé, paga. No, perché non paghiamo i parlamentari che sono in Parlamento. No, ha detto che nessuno lo sta pagando, giovane segretario. Non era riferito a lui, la signora non si riferiva a lui, ma al Parlamento, a chi legifera, che vengono pagati e non si chiedono se il popolo italiano è contento o no. Io volevo chiedere, detto questo, come mai il PD, invece di imporre lo Ius Soli o Ius Culture o come cavolo lo vogliono chiamare, perché non indicano un referendum popolare per sapere se il popolo è contento o no? Per quale motivo non lo fanno? Sarebbe interessante. Signora, penso che ogni deputato si domanda, e non solo, chiunque che si occupi di politica si domanda tutti i giorni che cosa pensa il popolo italiano. E penso altrettanto che però a colpi di referendum questo paese rimarrebbe fermo e lo è già a sufficienza. E poi non funzionano quasi mai i referendum, no? Vi ricordate quelli dell'acqua, il nucleare, potremmo citarne talmente tanti. Ha funzionato quelli degli anni 70, dopo basta. Io da cittadino straniero devo dire che ma lei ce l'ha la cittadinanza italiana? Quindi è cittadino straniero? Cittadino straniero da un punto di vista di chi viene da fuori dell'Italia. 60 milioni di italiani, lo ricordo giusto per dire, all'estero, quindi abbiamo un'altra Italia fuori. Quindi sulla questione immigrazione ci sono due cose importanti sulle quali credo che i nostri interlocutori politici dovrebbero convenire. C'è uno squilibrio economico in un mondo globale,
l'1% della popolazione mondiale detiene il 90% della ricchezza prodotta. Quindi se non risolviamo questo problema qua di redistribuzione, aiutiamoli a casa loro, non funziona. Non funziona da un punto di vista economico, non funziona esportando attraverso la guerra la democrazia. Guardate cosa sta succedendo in Iraq in questo momento, cosa abbiamo speso come comunità mondiale per affrontare e soprattutto la risposta delle persone in Iraq non è stato il fondamentalismo. Chiedono giustizia, chiedono di togliere via la corruzione dal governo, chiedono la possibilità dei laureati di essere inseriti senza privilegi. Ecco, quindi credo che la cittadinanza da questo punto di vista elimina questi privilegi da un punto di vista culturale. Ma perché... guarda, io devo prendere una telefonata, però Prego. la cosa che mi ha lasciato più dubbioso da quando c'è stata poi tutta la questione della guerra in Siria e tutte le situazioni poi connesse è che alcuni paesi richiedevano solo i laureati siriani, cioè c'è stato anche un colpo di furbizia. Questa cosa, cioè quella è la cosa che mi ha sempre lasciato stupito, che se sei in una situazione di fratellanza, di difficoltà, dovresti accogliere comunque. No, c'è stato chi ha detto voglio solo i laureati, voglio solo i biondi, voglio gli azzurri, voglio soltanto quelli fatti così. Ma questo lo stanno facendo da sempre, i francesi, gli inglesi che si prendono. Quindi noi italiani? Allora, noi italiani, posso dire, noi italiani, siccome da un punto di vista morfologico siamo la punta dell'Europa nel Mediterraneo e la stragrande maggioranza, e qui non ci sono dubbi, non emigra intendendo di arrivare in Italia e restarci, ma come punto di approdo. O ridiscutiamo gli accordi di Dublino, e su questo credo che sia un elemento che a livello europeo è ora di finirla. Allora, è vero che dei veti incrociati, l'ho detto subito alla sera e mi ricordo il PD ci esce barcata, guarda che lo leggerai domani. È una sciocchezza. Ma a te su base volontaria. Allora, io non so, prendo la telefonata, se o no, se è rapida sì, se no no. Sì, una telefonata rapida. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Angela da Verona. Buongiorno signora. Niente, volevo solo semplicemente dire, perché le persone sono state nuove extracomunitarie, cioè hanno tante esigenze. Io ti tengo a precisare che io sono stato immigrante. Nel 60 con la mia famiglia in Germania eravamo extracomunitari, italiani in Germania extracomunitari, io ero piccolissima, abbiamo dovuto passare una serie prima di visite, controlli, da sangue all'urine ai controlli generali, se no, nonostante che io ero figlio di famiglia piccola, avevo appena 7 anni, non potevo entrare in Germania. Qua entrano cani, porci di tutti i tipi. Qua tutto deluso, è tutto normale, e noi, sta cittadinanza, ho vissuto 20 anni in Germania, la cittadinanza me la sarei meritata, no? I miei figli sono nati tutti in Germania. Quindi lei dice che per entrare in Germania, nonostante fosse piccolina, fosse arrivata lì con tutte le carte in regola, si è dovuta subire visite, controlli insomma. Allora, grazie signora Angela da Verona per porti pazienza. Allora, siccome devo concludere, una parola importante, Marcato, lei è proprio contrario. No, io non sono preconcettualmente contrario allo use culture. Tocca dire cosa hanno fatto i bambini. No, ma infatti io non sono contrario, è che va contestualizzato. In un paese collaborato come il nostro, continuare ad aprire è autodistruttivo, è pericolosissimo, l'abbiamo già fatto, ci abbiamo già provato con le cooperative, avanti tutta, abbiamo già provato, è stato un bagno di sangue, è stata una cosa devastante, hanno pagato le periferie, per poi una cosa che bisognerebbe far capire a chi fa le leggi è che tutta questa questione, chi ha pagato veramente? Sono state le periferie, la signora Maria di Turno che non può uscire nel suo giardino perché davanti ai senegalesi che spacciano, questi pagano perché il ricco industriale o il parlamentare che abita nel centro storico non ha problemi di questa natura, perché addirittura che dà fastidio anche se ci sono i ragazzi che bevono lo spritz in piazza, perché dà fastidio anche questo, quindi stiamo parlando di realtà completamente, non possiamo continuare a far pagare le nostre responsabilità alla parte più debole della popolazione. Ma questa è una mala gestione, perché elementi come lo SPRAR sono stati elementi di integrazione importanti. Sempre, lo sappiamo purtroppo. Non sempre, però
un conto è vivere anche in famiglia in 5, un conto è stare in caserma. Cosa succede nelle caserme? Quindi la concentrazione porta di per sé a una moltiplicazione. Alfano, che era uno statista loro, straordinario. Io non ne faccio una questione. Io credo che siamo italiani. Allora io devo chiudere. Senta Vittorio, si ricorda che c'era Funai, ne ha famo a fare gli soli adesso, ne ha famo. E ci conta. Beh, io sì, ci conto, ma credo anche che ci sia l'occasione. Beh, insomma, dopo Marcato mi offrirà da bere una birra nel momento in sta perendo insieme una bottiglia di spumante. Però Marcato, te lo dico, io prosecco solo sul Pino dei Colli Euganei, perché io sono padovano dopo. Vabbè, insomma, lei nell'interesse... Bene se bevevo prima, perché se vogliamo stare... ma sai che il vino invecchiando diventa buono. Ma io credo che c'era un sistema importante, quello delle quote dei flussi. Il decreto flussi lo avete affossato, voglio dire, oggi c'è solo perché poi c'erano i finti datori di lavoro, montagne di finti datori di lavoro. Ma qui c'è come dire... Si trova bene suo figlio in Australia? Sì, è importante, è un paese enorme. Abbiamo un brillante giovane italiano che se n'è andato dall'Italia. È uno dei tanti cervelli in fuga, purtroppo. Bene, anche no. Noi torniamo domani con ore 13. Grazie a Roberto Marcato, assessore della Regione del Veneto, per essere stato con noi. Grazie a Vittorio Ivis, segretario provinciale del Partito Democratico, che si paga da sé, che non lo paga nessuno. Grazie a Michele Fassina, rappresentante dell'Associazione Immigrati ed Extracomunitari a Padova. Sarebbe la sigla. Grazie al lavoratore che mi pago lo stipendio, che ha anche chiamato chi ci guarda e chi ci guarderà. Noi torniamo domani, arrivederci. Grazie, arrivederci.